Saranno completati entro la primavera del 2020 su tutte le tratte i lavori della terza corsia della 4 tra Venezia e Trieste, con largo anticipo sulle scadenze previste. Lo annuncia il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna. È una data importante perché nonostante che il tempo contrattuale è previsto per l'inizio del 2021, il completamento dei lavori della terza corsia del tratto che va da Alvisopoli a Gonars, i lavori stanno andando molto speditamente, per cui è possibile ipotizzare un anticipo significativo che sicuramente prima dell'estate del 2020. I cantieri sono aperti dal 2017 nel tratto tra Alvisopoli e San Giorgio di Nogaro e da alcune settimane in quello tra Gonars e Palmanova. L'ultimo lotto da Alvisopoli a Portogruaro vedrà l'avvio dei lavori nel 2019. Il completamento in anticipo dell'opera porterà l'atteso sollievo agli utenti di una tratta autostradale che ha visto negli ultimi anni aumentare il traffico in maniera esponenziale dopo i cali registrati durante la crisi economica. I passaggi di mezzi pesanti sono cresciuti del 6,3% tra il 2016 e il 2017 e i primi dati sul 2018 misurano un ulteriore incremento con 5.300.000 camion tra gennaio e maggio, 250.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di traffico purtroppo si trascina e porta dietro anche un aumento dell'incidentalità, anche quella minore, e avendo le sedi autostradali ristrette da 3,75 a 3,50 e senza la corsia d'emergenza, qualsiasi incidente anche piccoli provoca rallentamenti, provoca disagi e quant'altro.